Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È partita da Marano Lagunare la 19ª tappa del Giro d'Italia che porterà i ciclisti lungo un tragitto di 178 km fino al santuario di Castelmonte. Grande emozione in paese, molto soddisfatti gli appassionati che sono venuti anche da fuori regione per vedere le prime pedalate, approfittando poi per una buona mangiata di pesce. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Francesca Spangaro per qualche dettaglio in più sulla partenza. Te. Buongiorno Alexis, di nuovo a te e ai nostri telespettatori. I dettagli sarebbero davvero tanti perché c'è in ogni angolo una chicca qui a Marano. Ci sono le porte delle case storiche dove sono appesi i disegni dei bambini che raffigurano tante biciclette, per esempio qui alla nostra sinistra. Fuori dalle scuole c'erano degli striscioni fatti dai ragazzi, abbiamo incontrato delle signore che si erano preparate delle biciclette da mettere sulle borsette, così quasi come fossero delle spille o comunque insomma dei gioielli, maglie rosa ovunque, tanti bambini, tanti giovani, tanti ciclisti come per esempio quelli che passano in questo momento. Insomma, Marano è stata scelta da un pubblico numerosissimo, eterogeneo ma tanto appassionato, veramente una partenza partecipata, quella che ha vissuto oggi questo paese, e qui c'è la sensazione veramente ora che la festa continui. Da segnalare che c'è stato un bel mandi, un saluto di Alessandro De Marchi dal podio firma, ovviamente sentitissimo e applauditissimo, come applausi ci sono stati per Cimolai, sicuramente gli uomini per cui il Friuli farà in particolare il tifo. C'è stata la soddisfazione da parte degli amministratori locali e regionali. Poco fa abbiamo incontrato anche i genitori di Giulio Regeni con la maglietta che ricorda sempre la loro ricerca di verità sulla tragedia che ha purtroppo colpito il loro figlio. Ci hanno salutato, appunto non rilasciano interviste, ma questo insomma anche loro in questa giornata avevano un sorriso nel vedere appunto Marano come si è colorata di rosa e che festa grande sta vivendo, perché adesso insomma si continua ad approfittare della bellissima giornata e noi ci vediamo dopo. Grazie a Francesca Spangaro. Una scommessa vinta, così il presidente della regione Massimiliano Fedriga al microfono di Francesca Spangaro a Marano Lagunare poco prima della partenza della Corsa Rosa. Sentiamo le sue parole. L'ennesima scommessa vinta anche con i posti più impensati, dico a livello nazionale. Sì, ma devo dire che più che altro è Marano un regalo che fa la regione, perché è sicuramente un'eccellenza dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, architettonico Marano, che vogliamo promuovere, perché questo è il Friuli Venezia Giulia, tante diversità che insieme offrono una capacità attrattiva incredibile. Abbiamo cercato in questi anni come sistema della regione di fare una programmazione a lungo respiro, non degli spot, ma organizzare la promozione della regione. Sarà da qui anche ai prossimi anni. Non a caso il ritorno turistico che abbiamo avuto, la più alta crescita in Italia, è dovuta a un lavoro serio, senza parlare di propaganda per un evento, ma programmando, sicuramente con investimenti importanti ma anche con risultati importantissimi come quello che vediamo oggi. Lasciando dalla partenza, ma se mi parla di programmazione, dal prossimo anno il Giro arriva in Friuli? Sono molto ottimista, stiamo lavorando con l'organizzazione ovviamente, penso che alla fine di questo Giro avremo delle novità importanti e belle. Strade vestite a festa per l'arrivo del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, fra striscioni, nastri rosa, manifesti e cartelli, su tutti però svetta il mega totem alto 5 metri allestito lungo l'Ausovana. Nel banner ha raffigurato il patrono delle tappe friulane del Giro d'Italia, Enzo Cainero. La scritta "Grazie Enzo" campeggia a metà del ritratto. A realizzare l'opera è stato Franco Maschio, scultore e artista di Maiano, che ha posizionato il totem sulla grande rotona di Buia all'altezza del supermercato Forte, dove la carovana rosa passerà tra le 13:40 e le 14. Siamo alla cronaca. Operazione della Guardia di Finanza di Trieste che ha sequestrato oltre un quintale di sigarette da contrabbando. Alcuni pacchetti erano stati occultati nei camion frigo all'interno delle buste di tè.
Oltre un quintale di sigarette da contrabbando provenienti dalla Turchia sequestrate, a scovarle all'interno di 2 auto articolati sono stati militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che hanno sequestrato nel porto di Trieste i carichi di tabacchi. All'interno di un mezzo pesante erano occultate 80 kg di stecche in diversi cartoni che non riportavano alcuna scritta. Ben più curioso il ritrovamento nel secondo autotreno. Nel rimorchio frigo all'interno delle buste di tè in foglie per infuso erano nascosti ben 2150 pacchetti di sigarette per un peso complessivo di 50 kg. Entrambi i carichi, oltre 130 kg di sigarette, sono stati sottoposti a sequestro penale e i soggetti ritenuti responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di contrabbando aggravato tentato di tabacchi lavorati esteri. Le sigarette immesse sul libero mercato avrebbero originato un'evasione di imposte e un conseguente danno erariale pari a 26.000 euro. Confermati per un mese dall'1 al 30 giugno 2022 gli incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione. A deciderlo la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente e energia Fabio Scoccimarro. In assestamento saranno destinati fondi importanti per proseguire la politica a supporto delle famiglie contro il turismo del pieno oltre confine. Gli importi stabiliti rispettivamente per la zona 1 e la zona 2 sono di 29 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi per il gasolio, nonché 22 centesimi al litro per la benzina e 16 per il gasolio nei comuni a contributo base. Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal CDA di Generali con effetto immediato. Le motivazioni non sono state rese note, lo si legge in una nota nella Compagnia di Trieste. Alla data odierna Caltagirone, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali pari al 9,95%. Il Consiglio di amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione, si legge appunto nella nota della compagnia. Il rapper e cantautore carnico Doro Giat esce con il terzo disco da solista, si intitola Mondo Nuovo, una sterzata dopo la pandemia, dice l'artista. È uscito Mondo Nuovo, il nuovo album di Doro Giat, in bilico tra rap, trap e pop intelligente. Per il rapper friulano si tratta del terzo disco pubblicato dalla Grande Onda e distribuito da Altafonte. Per quanto il suo nome sia schivo ai radar della musica mainstream, Doro Giat non può essere considerato un emergente. I suoi primi palchi li calca con i Carni Cats nella prima decade dopo il 2000, per poi intraprendere negli anni successivi la carriera da solista, che lo porta a pubblicare 2 album, Vai Fradi nel 2015, Orizzonti Verticali nel 2018, a salire sul palco del 1° maggio a Roma nel 2017, a duettare con Joe Stone nel 2017 e ad affrontare il tema del cambiamento climatico in un brano realizzato assieme al duo Müller e Makarov dei Gotham Project. Ho voluto dare una sterzata dopo la pandemia, racconta Doro. Questo evento epocale che ci ha travolti in questi ultimi 2 anni mi ha dato la sensazione che fossimo davanti ad una svolta vera e propria, un mondo nuovo appunto, e volevo che la musica rispecchiasse questa volontà di rinnovarmi, pur restando coerente con il percorso che mi ha portato fino a qui. Un'area di rinnovamento che si percepisce in Cornici, il primo brano, invettiva politico-sociale contro il qualunquismo dilagante nell'epoca dei social. Stelle filanti è un brano dichiaratamente pop, mentre Canna Fumaria e Tourette strizzano l'occhio alla trap. In Fuga è un delicato storytelling in cui i protagonisti fanno i conti con delle relazioni non convenzionali. Girovago, infine, chiude il disco con un sound ed una narrazione fortemente evocativi. È dedicato alle culture di confine, il nuovo Festival Estensioni che si terrà nella Val Pesarina dal 24 al 26 giugno. Sarà caratterizzato da 16 appuntamenti culturali e coinvolgerà sia i musei che i ristoratori del territorio che proporranno piatti dedicati all'occasione. 16 appuntamenti fra spettacoli, presentazioni di libri, reading di poesie, passeggiate, laboratori per bambini e 2 mostre. Sono gli eventi previsti dall'edizione numero 0 del Festival Estensioni che si terrà nella Val Pesarina dal 24 al 26 giugno. Sottotitolo del progetto, sostenuto sia da enti pubblici che privati, è Dentro le letterature di confine e alla direzione artistica dell'Associazione Culturale Bottega Errante. Estensioni sarà dunque un festival dedicato al confine, la Val Pesarina è un luogo ideale per ospitarlo, essendo valle di confine che storicamente ha visto viaggiare per mezza Europa per poi portare conoscenze, competenze ed esperienze gran parte della popolazione. Per l'occasione saranno aperti anche musei dell'orologeria di Pesaris,
Mendes, quello di Casa Bruseschi, il piccolo museo della Casa Carnica e la chiesa di San Leonardo. I ristoratori della Valle presenteranno un menù del confine con piatti pensati per l'occasione. Gran finale della stagione 2021-2022 del salotto musicale del Friuli Venezia Giulia. Questa sera alle 21 a Villa Aurora di Fagagna si esibisce la flautista e performer Alessandra Giuralongo. Questo venerdì alle ore 21 a Fagagna in Villa Aurora il salotto musicale del Friuli Venezia Giulia arriva all'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. La serata vedrà protagonista una musicista ma due strumenti. Infatti Alessandra Giuralongo ci raggiungerà da Parigi, dove risiede, con il suo flauto e con la sua voce, per un programma pensato appositamente per il salotto. Stiamo parlando di musica insolita, come sempre, e in particolare di 4 autori tra i più importanti del Novecento: Luciano Berio, Henri Pousseur, Giacinto Scelsi e John Cage. Alessandra ha scelto per ogni autore 2 pezzi, uno per voce e uno per flauto, e ce li farà ascoltare all'interno e all'esterno degli spazi della sede associativa, a cui ritorniamo dopo alcuni appuntamenti itineranti. Per partecipare è necessario, come sempre, prenotarsi e tesserarsi. Basta un clic su www.salottomusicalefvg.it. Vi aspettiamo a venerdì. La grotta d'Antro a Pulfero a breve avrà una nuova via. La notizia è stata anticipata durante la presentazione di Estate in Antro dagli speleologi friulani che hanno scavato durante lo studio dell'antichissima cavità. C'è un nuovo accesso alla grotta di San Giovanni d'Antro a Pulfero, siamo ad 1,5 metri dalla luce. L'annuncio è stato dato ieri sera durante la presentazione di Estate in Antro, durante la quale sono stati presentati gli appuntamenti culturali allestiti dall'associazione Tarcetta guidata da Mauro Pierighe, con il supporto della Regione, Comunità della Montagna, Comune di Pulfero, Vallimpiadi, Stazione di Topolò. 8 eventi ospitati per tutta l'estate nella grotta, che fin dal Neolitico è stata frequentata dall'uomo, luogo che ospita l'unica cappella targo-gotica dei santi Giovanni Battista ed Evangelista. Il presidente del ciclo friulano speleologico idrologico Umberto Sello, fra gli ospiti della serata, spiegando le recenti esplorazioni, ha confermato come la grotta, esplorata sino a 5 km di profondità, ha una nuova via che non sarà un nuovo accesso turistico, ma quella che sarà una via di fuga molto utile proprio per chi dovrà continuare nell'attività di esplorazione. Per vedere la luce manca 1,5 metri, ha detto Sello, per noi una conquista, e questo ci agevolerà per continuare a conoscere questo meraviglioso sito. Durante la serata è stato ricordato il compianto poeta di Stupizza Dino Menichini dalla poetessa Antonella Bukovac, accompagnata dalla tromba di Sandro Carta. La presentazione si è conclusa con la proiezione firmata dal giovane talento locale Pietro Cromaz, un cortometraggio che ricostruisce il leggendario assedio di Attila alla grotta di Antro. Ora il prossimo appuntamento è per il 17 giugno alle 18:30 con un concerto della scuola Aquileiensis di Cividale. E noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.